Gli agenti della Questura di Cagliari stamattina hanno eseguito la misura cautelare del divieto di espatrio nei confronti di un cinquantenne originario e residente nella provincia di Cagliari. L'uomo indagato per il reato di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo per aver compiuto atti di combattimento nel conflitto armato che si è sviluppato nel territorio del Donbass, l'Ucraina orientale, a fianco delle milizie filorusse contro l'esercito ucraino. L'indagine, denominata Lupo Solitario, è iniziata un anno fa ed è stata condotta dalla Digos di Cagliari in collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antiterrorismo di Cagliari. L'interesse della Digos si è concentrato su alcuni italiani combattenti nelle formazioni armate filorusse e ha consentito di accertare per diversi periodi, dal 2015 al 2019, la presenza del cinquantenne nei territori della Repubblica Indipendentista del Donbass e la sua partecipazione al conflitto armato. È stato rilevato che l'uomo si informava via web sul conflitto e sulle tecniche di addestramento militare in vista di una sua prossima partenza. Inoltre gli agenti hanno appurato che il cinquantenne ha effettuato numerose transazioni economiche nei territori della Repubblica Popolare di Donetsk tramite i circuiti di money transfer. Nell'agosto del 2020, quando l'indagato aveva palesato l'intenzione di raggiungere l'Ucraina orientale, la Digos aveva effettuato una perquisizione domiciliare, rinvenendo e sequestrando un materiale informatico che aveva confermato la sua militanza nelle truppe filorusse. A novembre era arrivato per l'indagato anche il provvedimento del sequestro preventivo del passaporto. Tutti elementi che stamattina hanno portato la Digos a notificare il provvedimento cautelare del divieto di espatrio.